è una rassegna itinerante del nuovo cinema sardo, cortometraggi. È nato nel 2014 per iniziativa dell'associazione Visioni dei Conus di Bologna e di altre associazioni sarde, che hanno proposto alla Cineteca di Bologna la creazione all'interno di Visioni Italiane, che è la più importante rassegna di cortometraggi in Italia, la creazione appunto di una sezione Visioni Italiane. Loro un po' hanno storto il naso, hanno detto vabbè, poi dobbiamo fare visioni calabresi eccetera. Comunque siamo partiti nel 2014, sono arrivati il primo anno 90 opere dalla Sardegna e oggi siamo al decennale nel 2023 con 200-250 opere che arrivano per essere selezionate dalla Cineteca di Bologna, e sono opere con location in Sardegna oppure opere di giovani cineasti sardi. Naturalmente poi in questi 10 anni abbiamo creato una piattaforma di distribuzione nel mondo attraverso gli istituti italiani di cultura, le società Dante Alighieri, i comites, che sono delle specie di circoli degli italiani all'estero, e poi una quarantina di associazioni sarde, i cosiddetti circoli sardi. Il risultato di questo è che i corti finalisti, ogni anno ci sono 7-8 corti finalisti che vengono proiettati. Prima veniva fatta questa rassegna, questa premiazione dei finalisti veniva fatta al Cinema Lumière di Bologna, adesso da qualche anno viene fatta all'ex Manifattura a Cagliari, a cura della Fondazione Film Commission della Regione Sardegna. Dopodiché queste opere vanno in giro per il mondo, ma veramente nei cinque continenti, perché noi abbiamo chiuso l'edizione 2021, l'edizione 2022 ancora sta girando, con le proiezioni in 150 città e capitali estere. Adesso in questi giorni abbiamo proiezioni a Francoforte, abbiamo proiezioni in Finlandia. Noi spediamo questi corti ai nostri partner, che sono, non so, adesso in Finlandia le ultime tappe le fanno alcune sezioni della società Dante Alighieri. La società Dante Alighieri è un'associazione che è presente in 850 sedi nel mondo e che si prefigge ha come fine quello della diffusione della lingua italiana. Un mezzo per diffondere la lingua italiana è diventato il cinema e quindi i cortometraggi di Visioni Sarde. In più è un'occasione per i cineasti, i giovani cineasti, di poter essere visti a Monaco di Baviera, a Shanghai, a Montevideo, a Turku, a Manchester, a Granada. Queste sono le città che adesso, Cracovia, Varsavia, eccetera, perché una rassegna di corti viene proiettata, un corto da solo non lo vede nessuno, resta nei cassetti delle cineteche e basta. Quindi l'opera nostra è quella di promozione del giovane cinema sardo nel mondo, in un'operazione che di puro volontariato. Noi siamo sostenuti dalla Fondazione Sardegna Film Commission, che praticamente paga le spese della Cineteca di Bologna, perché la Cineteca organizza, raccoglie le opere, le seleziona, prepara il catalogo e fa le spedizioni in alta definizione alle varie sedi che ce lo chiedono, insomma. L'edizione 2022 è oggi qui a Torino, ma intanto abbiamo ancora una ventina di tappe prima della fine dell'anno, e quest'anno chiuderemo con un centinaio di tappe, insomma.